Cari telespettatori, ben ritrovati, siamo in diretta dal municipio di Vittorio Veneto. 24 ottobre 2016, esattamente 150 anni fa, nasceva la città di Vittorio. 150 anni fa, in questa data, aveva luogo il primo consiglio comunale dei municipi riuniti di Ceneda e di Serravalle. E quindi l'amministrazione comunale di Vittorio Veneto ha deciso proprio in questa data di fare una commemorazione, quindi ci sarà un consiglio comunale che inizierà a breve, un consiglio comunale del tutto particolare volto a ricordare questo avvenimento. Intanto le immagini che state vedendo fanno invece riferimento all'inaugurazione di una mostra, di una piccola mostra che è stata allestita nell'atrio del municipio con alcuni dei documenti significativi per la storia della nostra città. Bene, buonasera a tutti. Intanto saluto tutti indistintamente, poi i saluti tra virgolette più formali li faremo di sopra nella piccola cerimonia di commemorazione del primo consiglio comunale venuto fra i consigli comunali di Ceneda e di Serravalle esattamente 150 anni fa. Abbiamo voluto, prima di questa breve cerimonia, inaugurare questa mostra che ripercorre un po' con i documenti in maniera molto, molto sintetica ovviamente, ma le cose essenziali di questa unione, quindi della nostra storia. Sono documenti tratti dal nostro archivio storico. Queste dunque le immagini dell'inaugurazione della mostra che è visitabile in questi giorni nell'atrio del municipio di Vittorio Veneto, ma ora sta per avere inizio la commemorazione del primo consiglio comunale di Vittorio. Buonasera a tutti intanto, a tutti i presenti e anche a coloro che ci seguono da casa. Prima di dare la parola al sindaco Roberto Tonon, permettetemi di dirvi che sono onorato sinceramente di fare gli onori di casa in occasione di questa data importante, che cade giusta a 150 anni da quel 24 ottobre 1866, quando le due comunità di Ceneda e Serravalle svolsero il primo consiglio comunale congiunto a suggellare la unione dei due centri. Ma non è l'unica data importante, come hanno ricordato anche prima all'inaugurazione della mostra, perché durante tutto il mese di settembre, ottobre e novembre sono stati fatti tutti i passi necessari affinché questa unione prendesse corpo. Mi preme naturalmente salutare gli ultimi sindaci della nostra città, Gianantonio De Re, Giancarlo Scottà, Giorgio Pizzol, Aldo Toffoli, Mario Botteon e Antonio Della Libera. E qui con noi idealmente c'è anche Mario Oliana. A loro vorrei rivolgere un applauso sincero. Naturalmente saluto le autorità locali, la polizia, i carabinieri, i rappresentanti dei vigili del fuoco, della Guardia di Finanza e saluto anche il prefetto Laura Lega che ci ha mandato i suoi auguri. Non è possibile che sia presente nel comunicarle che concomitanti inderogabili impegni non mi consentiranno di partecipare come sarebbe stato mio desiderio. Desidero formulare i migliori auguri per il significativo momento unitamente ai più fervidi e cordiali saluti. Naturalmente saluto anche il comitato per il 150esimo che è qui presente, i consiglieri comunali e la giunta comunale. Saluto i sindaci dell'Unione Montana, ma in generale i sindaci dei comuni vicini che ci hanno onorato e ci onorano della loro presenza. E naturalmente tutti quelli che sono intervenuti qui questa sera. Ma torniamo un attimo indietro di 150 anni, in quel 24 ottobre 1866.
Certamente, è già stato detto prima, il pensiero di unire queste due città non è stato un pensiero dell'ultimo minuto. C'erano già le premesse perché questo avvenisse. Era sicuramente un sentimento che aleggiava da molto tempo e la logica evoluzione di un percorso che ha portato poi alla nascita di Vittorio. Se pensiamo poi che mi sembra che è proprio del 1830 la costruzione di un tratto dell'attuale Viale della Vittoria, allora Viale della Concordia, già il nome la dice lunga sul sentimento che era quello di andare verso l'unione di questi due centri. E le prime amministrazioni comunali avevano pensato a una città nuova, proiettata verso il futuro, una sede municipale nuova, un palazzo municipale importante, una grande piazza, degli splendidi giardini, la stazione ferroviaria. Quindi una città veramente proiettata verso il futuro. Tornando indietro nel tempo, e qui rivedo i sindaci che ho conosciuto personalmente quando io ero molto giovane, e mi ricordo di quel 1966, non mi ricordo le celebrazioni, ma mi ricordo della foto, me la ricordo come fosse oggi, quella fotografia che poi ha dato origine a quella monografia che anche questa amministrazione ha deciso di perpetuare, quindi ci sarà anche il libro delle foto del 150°. E tornando indietro, mi rivedo anche studente alle prese con l'urbanistica, io che cercavo di conoscere questa città, cercavo di capire il territorio, le dinamiche di questo territorio. È un territorio complesso, è un territorio che tutti i vittoriesi amano, lo amano moltissimo perché è un territorio che dà tanto, però è un territorio straordinario ma nello stesso tempo anche molto molto complicato dal punto di vista politico-amministrativo, se vogliamo, dal punto di vista urbanistico, da quello ambientale. E poi mi è venuto in mente, Antonio Della Libera mi darà anche ragione, anche dal punto di vista geologico ci mancava anche quello. Le cose paradossalmente non sono cambiate, non sono migliorate, la situazione è ancora difficile, la congiuntura non ci aiuta, ma dobbiamo, io credo, andare avanti in coscienza nel migliore dei modi. Vale la pena di sottolineare, per ultimo, che proprio oggi, in questa data, ora noi abbiamo a disposizione una grande opportunità, la candidatura di Vittorio Veneto a Capitale Italiana della Cultura 2018, proprio nell'anno del centenario della fine della Grande Guerra. Candidatura che tutto il Consiglio Comunale ha voluto, unanime, candidatura nella quale dobbiamo credere, nella quale io credo personalmente moltissimo, e per costruire questa Vittorio proiettata per i prossimi decenni, la Vittorio Veneto del futuro. Grazie. La parola al sindaco Roberto Tonon. Grazie. Lo ha già fatto il Presidente del Consiglio, ma desidero farlo anch'io. C'è un saluto affettuoso ai sindaci che mi hanno preceduto e che hanno speso per la città e anche all'interno di questo palazzo municipale parte della loro vita, dedicandola al bene comune, alle necessità della nostra amata città. E vado in ordine, parto dal professor Mario Uliana che mi ha scritto una lettera scusandosi a causa di problemi di salute di non poter essere presente, ma idealmente è qui con noi. E poi in ordine di, diciamo così, di servizio, Aldo Toffoli, Giorgio Pizzol, Mario Botteon, Antonio Della Libera, Giancarlo Scottà e Gian Antonio Darè. Questi sono i colleghi qui al tavolo assieme al Presidente del Consiglio e al sottoscritto. Mi corre l'urgenza di ringraziare in questo momento anche i membri della Commissione a cui abbiamo chiesto un aiuto per il 150°. Sarà allestita una mostra di personaggi illustri della nostra città, sarà inaugurata il 22 novembre.
e questa commissione era costituita dagli ex parlamentari nazionali ed europeo e ex consiglieri regionali della nostra città. Assieme ai colleghi consiglieri tutti e ai membri colleghi di giunta saluto anche le autorità, abbiamo il comandante Camerin, tutti i comandanti dell'Arma, Camerin, Marchesoni, Witt, Franco e Bonollo, e anche i colleghi che sono venuti, alcuni si sono giustificati, l'influenza ha cominciato a mietere qualche vittima. Comunque ci sono il sindaco di Conegliano, l'amico Zambon, e il vice sindaco di Pieve di Soligo, Sec. Ricordo due date, 21 ottobre e 24 ottobre. 21 ottobre 1866, plebiscito del Veneto, è stato ricordato prima dalla dottoressa Pizzole e dall'architetto Scalet, una data che ha ricongiunto le province di Mantova e Venezia all'Italia. Noi abbiamo voluto ricordarlo proprio il giorno 21, presentando la candidatura, testé ricordata dal Presidente del Consiglio, di Vittorio Veneto Capitale Italiana della Cultura 2018 al Museo della Battaglia, avendo l'onore di avere con noi anche il Presidente onorario del Comitato, l'onorevole senatore Professor Tiziano Treu. Le ragioni sono già note, anche perché sono state unanimemente sottoscritte, condivise, votate, volute dall'intero Consiglio Comunale, perché il 18 sia un punto di arrivo, ma anche, come è stato detto, un punto di partenza per i prossimi decenni per la nostra città. E poi il 24 ottobre, oggi, celebriamo in questa sobria manifestazione il primo consiglio comunale che avvenne insieme fra i due consigli di Ceneda e Serravalle, ma è anche il 24 ottobre il giorno dell'inizio della battaglia di Vittorio Veneto, 24 ottobre 1918. Sì, l'inizio della battaglia di Vittorio Veneto. Perché, fra l'altro, lo abbiamo fatto in questa sala e non in quella usuale, diciamo, in cui si riunisce il Consiglio Comunale? Perché questa è la vera sede municipale, voluta proprio come trade union, come al centro, diciamo, fra le due ex cittadine di Ceneda e di Serravalle. In questa sala, che fra l'altro è dedicata all'unico parlamentare rappresentante del nostro collegio, che è morto in campo di battaglia durante la Prima Guerra Mondiale, Brandolino Brandolini, che è rappresentato nel quadro che vedete alla vostra destra. Ricordo fra l'altro che questa sala è stata riarredata e abbellita con i quadri, con tutto materiale che era all'interno dei nostri musei. Non è mai stata spiegata, comunque il quadro laggiù è di Tranquilli, pardon, questo è una scena di battaglia. Fra l'altro ci è anche stato chiesto perché come esposizione, come valore, diciamo, da un punto di vista artistico è ritenuto di ottimo pregio. Poi c'è Brandolino Brandolini, come ho detto prima, di Carlo Siviero, di Alessandro Milesi, Girolamo Costantini, e alle nostre spalle Vittorio Emanuele II di Jacopo Stella. Fra l'altro pare che questo quadro sia proprio del 1866. A Brandolino Brandolini la città ha dedicato questa sala e una via, e l'amministrazione ha ricordato nel centenario della sua morte presso il Castello Brandolini, sì, presso la sua tomba, esatto. Non mi resta che ricordare due cose: che la città ha voluto
tanti anni fa, valorizzare i due precedenti municipi collocandovi due musei di assoluto rilievo, il Museo del Cenedese a Serravalle e il rinnovato Museo della Battaglia di Vittorio Veneto. 50 anni fa questa era la sala consigliare e quindi abbiamo ritenuto di chiedere al professor Aldo Toffoli, sindaco 50 anni fa, di ricordare dopo altri 50 anni, dal centenario al 150enario, quindi lasciamo a lui. Fra 50 anni, speriamo, ancora lei, grazie. Posso restare qua? Ho l'impressione che... Buonasera. Ringrazio il signor Presidente del Consiglio e il Sindaco per avermi invitato a presenziare a questa significativa riunione del Consiglio e a prendere in essa la parola. Saluto con grande cordialità tutti i presenti e con particolare deferenza il massimo organo rappresentativo della città e fin d'ora ringrazio i signori consiglieri e tutti i presenti per la cortese indulgenza con cui vorranno ascoltare quanto qui mi accingo a dire, indulgenza che cercherò di acquistare attraverso l'esercizio della brevità. Per cogliere il senso pieno di questo incontro, basterà orientare la nostra riflessione proprio sulla sala in cui siamo riuniti oggi, correttamente definita nella lettera d'invito del Sindaco e del Presidente del Consiglio, sala di rappresentanza. Partiamo da alcune date, scusate la ripetizione di qualcuna di esse, ma è necessario per la coerenza del mio discorso, come titolo dei primi capitoli della breve preistoria vittoriese. 1838. Da parte di Ceneda ha inizio la costruzione del viale che la unirà a Serravalle. 1865 Serravalle finisce la sua parte del viale. Nasce così quella che sarà la vena aorta della viabilità di Vittorio. Dopo anni di scetticismo al riguardo, finalmente il governo austriaco dà segno di attenzione per le trasparenti aspirazioni di unità dei due centri. Nel 1837 riconosce a Ceneda e a Serravalle il titolo di città. Nel 1844 eleva contemporaneamente le due deputazioni comunali al rango di congregazioni municipali. Nel 1848 nomina i due podestà nelle persone di Francesco Rossi, Ceneda, e Silvio Citolini, Serravalle. Nel 1848 hanno inizio gli anni che possiamo dire operativi del Risorgimento italiano, culminanti nei grandi eventi delle tre guerre di indipendenza e della spedizione dei Mille. Ad essi furono presenti numerosi cenedesi e serravallesi, accompagnati dal pieno consenso dei loro concittadini. Fu in quegli anni che il grande disegno dell'unità d'Italia si accompagnò e si fuse, si può dire, nel sentire dei nostri avi, con quello della fusione dei due comuni in uno solo. Il 12 agosto del 66 arriva la grande notizia. Dopo la sconfitta di Sodova, l'Austria firma l'armistizio
con la Prussia a Cormons e accetta di cedere le province italiane. Sull'onda dell'emozione, una delegazione di notabili di Ceneda e di Serravalle ottiene subito udienza dal re Vittorio Emanuele II a Padova e gli dice il desiderio delle due popolazioni di fondersi in un solo comune e di chiamarsi col suo nome. Il re plaude a tali nobili intenti e li incoraggia a proseguire negli sforzi perché questo avvenga quanto prima. E così si può dire che cenedesi e serravallesi, già altra volta ho avuto modo di sottolineare ciò, hanno anticipato le stesse tappe diplomatiche della storia d'Italia. Se è vero che l'armistizio di Cormons sfocia nella pace di Vienna solo il 3 ottobre 1866 ed è del 4 novembre dello stesso anno il decreto reale con cui le province della Venezia, cioè il Veneto, e quella di Mantova passano a far parte del Regno d'Italia. Di lì in avanti gli eventi assumono qui un ritmo vertiginoso, del tutto impossibile se immaginato in questi nostri tempi. Quello che è avvenuto, se collocato sullo sfondo della burocrazia di questo nostro tempo, è sempre una cosa, fantascienza pura. Il 15 di agosto, con due lettere simili, i podestà di Ceneda, Rossi, e di Serravalle, Citolini, chiedono al Regio Commissario straordinario della provincia di Treviso, Marchese d'Afflitto, di esaudire il desiderio delle due comunità di addivenire quanto prima all'unificazione, 15 agosto. Il 17 agosto il commissario risponde consentendo ai due consigli municipali di riunirsi per deliberare in merito. Il 23 agosto si riuniscono contemporaneamente i due consigli col medesimo punto all'ordine del giorno, unione di Ceneda e Serravalle. Il punto è votato all'unanimità per acclamazione da entrambi i consessi. Contemporaneamente si delibera la formazione di una commissione paritetica di 10 membri col compito di redigere, virgolette, entro il termine indifferibile di 15 giorni, una bozza di statuto di unione da sottoporsi alla ratifica dei due consigli. L'11 settembre la Commissione consegna il progetto di statuto. Il 13 settembre i due comuni accettano il progetto e lo inviano al commissario d'Afflitto. Ma qui nasce una grave difficoltà, perché il commissario muove al documento tutta una serie di obiezioni, dando suggerimenti per la sua modifica. Tra l'altro, mentre accetta che nei patti di fusione si dica che le rappresentanze consiliari siano paritetiche, 15 Ceneda, 15 Serravalle, non accetta il Marchese d'Afflitto che si dica anche che anche la giunta sia paritetica, 3 Ceneda, 3 Serravalle, e anzi aggiungono come codicillo che si chiede che, siccome il sindaco era di nomina regia, i sindaci siano alternativamente una volta di Ceneda, una volta di Serravalle, e su questo punto il Marchese d'Afflitto non è d'accordo. E allora dice no, niente da fare, o cambiate o niente, ma ormai la via della unificazione è tracciata, non discutono nemmeno più, anche perché, per esempio, sulla composizione della giunta bastava un accordo che c'era già fra Ceneda e Serravalle, non occorreva che fosse scritto nello statuto, insomma. E difatti, di lì in avanti, sempre la giunta fu di 3 di Ceneda e 3 di Serravalle. E anche i sindaci Riffe e Raffe furono sempre alternativamente ora di Ceneda, ora di Serravalle. Il 25 settembre i due consigli tornano a riunirsi e sempre all'unanimità decidono di accettare tutto quanto suggerito dal commissario. Per loro evidentemente quel che importa è che il progetto sia approvato. Superata così ogni remora, il 27 settembre viene approvato il decreto che al punto 5 recita: il voto espresso dai due consigli che la nuova città possa fregiarsi dell'augusto nome di Vittorio sarà innalzato al trono
con speciale indirizzo collettivo per la sovrana accettazione. Il 30 settembre si tengono le elezioni amministrative e l'11 ottobre il commissario proclama eletti i 30 consiglieri, secondo i patti, 15 di Ceneda e 15 di Serravalle. Il 24 ottobre, abbiamo detto, si riunisce per la prima volta il nuovo consiglio e elegge la giunta, guarda un po', 3 di Ceneda, 3 di Serravalle. Con decreto 3 novembre viene nominato primo sindaco di Vittorio Francesco Rossi, cenedese, ultimo podestà di Ceneda. Resta il problema della sede del nuovo municipio, che al momento della costituzione del nuovo comune non esiste ancora. Nei patti di fusione comunque si prevede per l'immediato l'adozione di una sede provvisoria, identificata con lo stabile denominato la Torresella, esistente fino a qualche decennio fa, su per giù dove ora c'è il fotografo Turchetto. Stabile sito esattamente la Torresella sulla linea di confine tra i due cessati comuni di Ceneda e Serravalle. Lì passava proprio il confine. È lì che si celebra la prima seduta del nuovo Consiglio Comunale, in uno squallido stanzone ricavato da 2 ampie stanze sommate insieme. Una bella differenza dalle 2 splendide sale di rappresentanza dei 2 vecchi municipi, ma l'entusiasmo era tale che nessuno badava a queste cose e l'avvenire era pieno di promesse. La nuova sede del municipio di Vittorio, questa sede, come si sa, fu completata nel 1882 e inaugurata dalla regina Margherita di Savoia. Da allora fino al 1968, il Consiglio Comunale di Vittorio, dal 1923, diceva giustamente l'architetto Scaletti Vittorio Veneto, tenne qui le sue sedute, salvo che nel ventennio fascista, quando i consigli comunali, le giunte e i sindaci furono aboliti e gli interi poteri municipali vennero assunti dalla figura del podestà. Fu in quel periodo che questa sala cambiò in qualche misura volto. Dalle sue pareti furono infatti cancellate le 8 epigrafi che i primi reggitori del comune avevano voluto scrivere a monito delle future generazioni. Penso che sia bello e giusto in questa sede e in questa circostanza farne memoria. Prima, Ceneda e Serravalle, per iniziativa del popolo, con pieno voto dei comunali consigli, deliberarono unirsi in una sola città a memorabile esempio di nazionale concordia. La seconda, la libera unione delle 2 città compievasi per decreto 22 novembre 66 dal commissario del re sotto il glorioso nome di Vittorio. Poi il plebiscito. Terza, Ceneda con voti 2400, Serravalle con 1348, affermarono la sospirata annessione al Regno d'Italia nel plebiscito 22 ottobre 1866. L'altra, 400 cittadini nelle eroiche pugne dal 1848 al 1866 dichiararono che la sacra fiamma del patrio amore qui giammai fu spenta. L'altra, fremente l'ire dell'austriaca dominazione, durante la lotta magnanima per l'indipendenza, giurammo fede a Vittorio Emanuele II. L'altra, re Vittorio Emanuele, passando per la nostra città il 15 novembre 1866, le storiche membranze dell'epopea nazionale collegava alle felici speranze della patria generatrice. Ancora, l'episodio celeberrimo ricordato per generazioni di quando in quel salone squallido di via della Torresella si presentò durante una seduta del Consiglio Comunale niente meno che Garibaldi, tutti in piedi,
ad applaudire freneticamente e sull'istante deliberato cittadino onorario di Vittorio. Giuseppe Garibaldi, qui ospite il 2 marzo 1867, acclamato cittadino onorario, 4 prodi risalutando dell'eroica schiera dei 1000, insegnava che solo una magnanima abnegazione può far grande l'Italia. Piccola parentesi. In verità noi abbiamo 4 che nell'elenco ufficiale dei 1000 figurano nati a Ceneda, quindi 4 cittadini diciamo nostri. Però ce n'è uno che è indicato come essendo nato a Chioggia di Chioggia, che è il figlio di uno di quei 4. Uno di questi era Luigi Giuseppe Marchetti, medico, che esercitava in quel periodo la sua professione a Chioggia. E lì a Chioggia nasce suo figlio. Poi è rimasto senza moglie. Quando si tratta di partire con Garibaldi, non sa a chi affidare evidentemente il figlio, lo prende con sé e quello diventa il più giovane degli iscritti all'elenco ufficiale dei 1000, Giuseppe Marchetti, anni 11. Il più giovane dei 1000 è figlio di un cenedese, anche se vigente evidentemente lo ius soli per gli amici di Chioggia. Lì a Chioggia hanno fatto un monumento a questo giovanetto meritevole, comunque possiamo dividerci la cittadinanza fra Ceneda e Chioggia, non c'è di che evidentemente. E poi l'ultima, nell'unione sta la forza, nella concordia la pace. Al di là dell'inevitabile retorica dello stile epigrafico, emerge da tali scritti la piena adesione agli ideali su cui si fonda la nascita della nuova nazione e ad essa quasi gemella la nuova città, e l'orgoglio dei nuovi vittoriesi di sentirla fondata sullo spirito di unione. Nell'unione sta la forza, dice l'ultima epigrafe, ed è significativo che la prima e l'ultima delle epigrafi facciano perno sulla parola concordia, per la quale i 2 vecchi comuni si sono fusi insieme. E Concordia, è già stato detto, si chiamerà a lungo, si chiamerà a lungo la contrada dove sorge il nuovo municipio. Questa è stata a lungo chiamata Contrada Concordia e Viale della Concordia, quello che più tardi diventerà Viale della Vittoria. Comincia così la storia di Vittorio e poi Vittorio Veneto, su cui tanto si è detto e si è scritto, e sarebbe inutile e uggioso indulgere qui a ripetizioni, se non, e chiedo ancora una volta scusa, per richiamare un passaggio del discorso che ebbi l'onore di pronunciare il 22 novembre del 66, celebrandosi il primo centenario del nostro comune. Mi posi allora in apertura di una specie di esame di coscienza, una serie di domande apparentemente banali ma sostanzialmente intriganti. Mi dissi: che cosa è stata Vittorio Veneto in questi 100 anni? Che cosa sono stati i vittoriesi? E proseguendo, che cos'è Vittorio Veneto? Chi sono i vittoriesi? O meglio, più ancora, c'è Vittorio Veneto? Ci sono i vittoriesi? Mi sono dato allora risposte sostanzialmente positive e cariche di speranza, ma non senza riserve. A riguardo, ad esempio, della partecipazione comune allo spirito di unione e di concordia, che ha avuto nel tempo momenti di autentica crisi, con esplicite proposte collettive di tornare ai vecchi comuni. Impressionante che il Consiglio Comunale tra il 1871 e il 1916 sia stato sciolto ben 6 volte per cause risalenti in diverse modalità, sempre che lo stesso motivo. Si può dire che solo l'anno della fame, il 1917-18, concluso con la vittoria di Vittorio Veneto, ha realizzato in Vittorio un'autentica profonda unità degli spiriti, non più da allora contraddetta.
e non si poteva non rilevare come l'intero sistema industriale, che aveva consentito alla città di superare quasi indenne la grande crisi delle due guerre e sopravvivere pressoché intatto fino agli anni 50, mostrasse sintomi di stanchezza e di crisi in assenza di ogni prospettiva di innovazione e di rilancio. All'indomani del mio discorso mi raggiunse anche qualche garbata protesta, ma la realtà purtroppo non poteva non darmi ragione. Oggi quelle domande e quelle risposte appartengono ormai alla storia, sia pur breve, della nostra patria, della nostra piccola patria. Ma se ne dovrebbero, porre altre in relazione al mutato orizzonte temporale. Per esempio, mi piacerebbe trattare dell'identità culturale vittoriese. Culturale intendo in senso antropologico, cioè vorrei dire, scusate la parola non elegante, della vittoriesità. Ma c'è il pericolo di evadere nel campo affascinante ma infido dell'antropologia, percorso rispetto al quale non ho né competenza né titoli per dire cose attendibili e sentirmi sicuro. Preferisco indugiare, ma andrò soltanto per titoli, perché ho già fin troppo abusato della vostra pazienza, della città quale ci si presenta alla fine di questo 2016, 50 anni dopo il discorso di cui dicevo, come struttura fisica e come comunità. Sul piano fisico, urbanistico, ma non solo, come residenza attiva dei vittoriesi, possiamo ben dire che Vittorio negli ultimi 50 anni è cambiata, anche in meglio. Basti pensare all'integrale ristrutturazione del centro città, al nuovo ospedale, all'insieme degli impianti sportivi, alla dotazione di servizi scolastici, nuove scuole, nuove palestre, ai 6 musei, tra pubblici e privati, ai servizi bibliotecari, alla nuova zona industriale, una delle più importanti dell'intera regione, nella quale una settantina di impianti produttivi ha fin qui, tra l'altro, brillantemente neutralizzato gli effetti in termini di occupazione dell'ineluttabile decadenza degli impianti vetero-industriali lungo l'asta del Meschio. Un discorso ancora più lungo si potrebbe fare per la Vittorio Veneto come comunità, capace di dar vita a un complesso importante di associazioni assistenziali, operanti nel campo degli anziani bisognosi, dei migranti, dei malati, culturali, ricche di attività e di iniziative nei campi della letteratura, della musica, della storia, del cinema, del teatro, sportive, presenti in pressoché tutti i quartieri della città, per educare specialmente i giovanissimi alla pratica dei vari sport. Si pensi infine all'università per la formazione continua e alla pregevolissima opera che svolge, a profitto soprattutto delle persone anziane, con la collaborazione di molti insegnanti e professionisti vittoriesi ormai da più di 30 anni. Non fa meraviglia, tra l'altro, che tutto ciò abbia, per così dire, prodotto un'ampia serie di autori, ben più che una trentina di opere di narrativa, di saggistica, che in questo campo hanno dato a Vittorio, quasi conferma di una tradizione antica, titoli autentici di primato a livello anche più che regionale. C'è infine un ultimo dato che mi piace qui rilevare, perché a parer mio suona a conferma della vitalità civile della nostra terra ed è la bella e ricca vivacità politica di cui ha dato segno fin dall'inizio della sua storia e ha saputo vigorosamente far risorgere dopo l'infausta parentesi del regime fascista. Una vivacità che ha determinato una quasi assidua alternanza delle maggioranze volta a volta alla guida dell'amministrazione comunale, per cui non c'è mai stata a Vittorio Veneto un'elezione affrontata da qualche forza politica, come si dice, con la vittoria in tasca. E chi, ad esempio, come me, è stato in consiglio comunale per più di un trentennio, ha dovuto sperimentare più volte alternativamente il ruolo di maggioranza e quello di opposizione. Ebbene, questo io mi sento dire che mai tutto ciò ha abbassato i nostri scontri, talora anche molto vivaci, al livello del personale, che sedere in quei banchi ha talora anche determinato l'accendersi di amicizie vere al di sopra dei dissensi politici.
E questo credo di poter dire, perché i due piani li abbiamo sempre rigorosamente tenuti distinti e dopo le baruffe in aula abbiamo sempre consumato insieme la nostra brava pizza qui sotto all'Unione, o se d'estate una bella coppa di gelato da Baldo. E in questo e sullo sfondo di questo quadro, che mi sembra giusto dire, come un giovanotto che sta compiendo i suoi primi 150 anni, tanti auguri Vittorio Veneto. E mi fermo qui perché mi viene in mente quello che i dogi veneziani dicevano ai loro ambasciatori prima di mandarli alle loro sedi all'estero sul modo di comportarsi come i principi che dovevano incontrare. Prima di parlare, tasi. A dire la verità, né il sindaco né il presidente del Consiglio, che sono come i nostri dogi, mi hanno detto qualcosa al riguardo, ma io ad ogni buon conto vi ho chiesto preliminarmente scusa e grazie. In conclusione di questa commemorazione, invito il sindaco a fare un dono a tutti gli ex sindaci qui presenti. Prego. È solo un gesto davvero simbolico, ma riteniamo che chi ha speso, come dicevo prima, tanti anni della propria vita abbia almeno, diciamo, il ricordo, questo stemmino della città di Vittorio Veneto, e ci onoriamo di far sì che tutti quelli che hanno, al professor Uliano ovviamente lo consegneremo personalmente, tutti quelli che hanno speso, appunto, donato un pezzo anche rilevante della propria vita, possa avere questo piccolissimo ricordo da parte della città. Bene, personalmente ringrazio tutti, ringrazio il professor Toffoli, tutti i sindaci presenti. Per me è stato molto emozionante, alcune cose non le sapevo, interessante, molto interessante. Ringrazio voi, consiglieri, autorità, e buonasera a tutti. E con queste immagini si conclude quindi questo ricordo, questa commemorazione del primo Consiglio Comunale. 150 anni sono passati da quella data in cui Ceneda e Serravalle si sono uniti e insieme hanno dato vita al comune di Vittorio. Il collegamento si chiude qui e ovviamente l'augurio di una buona serata e tanti auguri a Vittorio Veneto.